Inaugurata alla FAM Gallery di Via Atenea una mostra che vede esposti i dipinti dei due Pirandello, questo per l'appunto è il titolo, che vede esposti i quadri di Pirandello, padre, Luigi, e del figlio terzogenito Fausto Pirandello. La mostra è realizzata in collaborazione con la Regione Siciliana, il Polo Museale e la Soprintendenza di Agrigento. È una mostra che raccoglie una decina di opere di Fausto Pirandello, della serie delle Bagnanti, una ripetizione ossessiva di Fausto. Tra l'altro la sua prima opera di esordio fu proprio una Bagnante nel 25, e 5 opere inedite di Luigi Pirandello, che era anche un pittore. E lui simpaticamente parlava di se stesso come uno che pittava, e questo tra l'altro lo richiama nella sua attenzione verso la sua madrelingua, sempre attaccato al siciliano, forse all'agrigentino. Quindi i due Pirandello messi a confronto, tutti e due artisti, tutti e due scrittori e tutti e due pittori, perché come Luigi fu pittore, anche Fausto fu uno scrittore, fu un importante critico d'arte, chiaramente diciamo un po' schiacciato dalla personalità del padre, così come il fratello Stefano, che per poter scrivere utilizzava uno pseudonimo. Qui sono rappresentati 5 oli su tavola di Luigi, 2 bellissimi ritratti, uno del nipote Pierluigi, tuttora in vita, che tra l'altro tutte queste opere sono qui grazie al prestito di Pierluigi, e un ritratto di Fausto giovanissimo del 1910, molto raffinati, fanno parte di quel realismo, diciamo, materico dei primi anni del Novecento. Speriamo di dare un contributo a questo studio, a questa ricerca che si sta facendo durante quest'estate, proprio in occasione del 150 anni della nascita di Luigi Pirandello. Un'interessante mostra questa dei due Pirandello, che oggi si inaugura, che vuole essere una sorta di trade union con quell'iniziativa che avete già fatto qualche giorno fa alla Casa Pirandello. Sì, ho condiviso subito l'iniziativa che mi è stata proposta da Palomina Cori, Pusateri e Troia, appunto di realizzare questa mostra, fra l'altro alla presenza di Pierluigi Pirandello e di Flavia Matitti, che è studiosa attentissima di Fausto ma anche di Luigi, e quindi questa è una mostra che anticipa quella che poi faremo a novembre, dove ci saranno anche altri artisti che ruotano attorno sia a Fausto che a Luigi. Questa è veramente una mostra molto bella, perché ci sono 2 ritratti di Luigi Pirandello e 2 pitture di paesaggio che rivelano sempre più un Pirandello che ha una pittura orientata verso la sua vita privata, cioè affetti familiari, ritratti dei nipoti, dei figli e paesaggi che lui vive, dove vive, che frequenta, paesaggi a lui cari. E Luigi, qua sono le 12 esposti bozzetti delle Bagnanti, che è un tema ossessivo ricorrente, perché il bagnante è l'umanità nuda, quindi questo artista, uno dei più importanti del Novecento della scuola italiana, che comunque fa parte della scuola legata alla scuola romana, ma da cui si distacca per originalità, veramente in queste opere ha dato il meglio di se stesso, perché proprio si vede la cifra cromatica e segnica, orientata a volte verso la metafisica, a volte verso il cubismo. La pittura era una passione che accomunava un po' tutti i Pirandello, e a maggior ragione Luigi e Fausto, anzi Luigi indirizzò e consigliò sempre il figlio Fausto, che poi divenne uno dei più grandi pittori del Novecento italiano ed europeo. È la prima volta in realtà che vengono accostati in una mostra di pittura, proprio perché hanno fatto attività diverse nella loro vita. Questa prima volta oggi avviene ad Agrigento e qui alle FAM Gallery. Penso che sia una piccola chicca dedicata agli agrigentini e a tutti coloro che vorranno visitare questa mostra, che è davvero molto bella.